Sì, è uno sforamento che anticipava i Panevin perché è dal 31-12 al 4 gennaio, quindi i Panevin non c'entrano assolutamente nulla. I fuochi dei Panevin non hanno certamente aiutato la qualità dell'aria, anche se lo smog che ha attanagliato le diverse città del Veneto durante le feste era stato segnalato già prima dei tradizionali fuochi. L'ARPAV, già nel primo bollettino dell'anno, aveva già rilevato quote ben al di sopra del limite giornaliero. Entrano perciò in vigore le misure di contenimento delle polveri sottili imposte dalla legge ai comuni sopra i 30.000 abitanti. Ora l'allerta è arancione a Venezia, Treviso, Padova, Vicenza e San Bonifacio, mentre a Rovigo, Este, Cittadella e Legnago è già in corso. Quando il limite giornaliero di 50 microgrammi al metro cubo di PM10 viene superato per più di 4 giorni consecutivi, si passa al livello di allerta arancione. Lo stop riguarderà anche i caminetti e le stufe da 2 stelle in giù. I controlli verranno fatti come è stato fatto fino adesso per l'allarme verde e l'attuale allarme arancione, quindi verranno fermati dei veicoli ritenuti all'interno di queste classi che non possono circolare. Attenzione però, dice l'assessore Manera, è stata prevista una serie di deroghe per facilitare l'utenza e le attività produttive e commerciali. Sono molte, sono legate alla produttività della persona, alla possibilità di raggiungere il posto di lavoro, agli over 70, quindi ci sono tutta una serie di deroghe che abbiamo studiato ad hoc per evitare di paralizzare la città. Giovedì ci sarà un'ulteriore rilevazione. Cosa potrà cambiare? Sì, potrà cambiare, potremo andare in allarme rosso. È successo solo una volta l'anno scorso e quindi a 10 sforamenti consecutivi anche gli Euro 4 diesel dei mezzi commerciali non potranno circolare. Non sono pochi i cittadini che, entrando nella polemica dei Panevin, chiedono al comune di Treviso di limitare il numero di fuochi autorizzati. Sì, possiamo fare un ragionamento il prossimo anno, magari vedere se qualche parrocchia vuol mettersi assieme per fare un Panevin unico, però è chiaro che non viene da noi questo tipo di richiesta, noi possiamo solo autorizzarli, però ecco, possiamo sederci attorno a un tavolo. Ecco, questo sì è un elemento di proposta e non sempre di protesta